Il Veneto è una delle regioni più inquinate d'Italia, anche a causa della sua posizione geografica, ma il livello record di polveri sottili dovuto all'assenza di pioggia e di vento in questi giorni ha fatto scattare l'allerta, come ci spiegano nel prossimo servizio gli esperti dell'ARPAV. Un nemico invisibile che avvelena l'aria del Veneto. Da giorni ormai in tutta la regione le polveri sottili nell'aria superano il livello di guardia, fissato in 50 microgrammi per metro cubo, in particolare a Padova e Vicenza, dove per 26 giorni dall'inizio dell'anno il PM10 è salito oltre la soglia tollerabile. Gli inquinanti emessi dalle varie fonti di pressione, che possono essere il traffico, il riscaldamento, l'industria, l'agricoltura, non hanno la possibilità di disperdersi, quindi di diminuire la loro concentrazione, ma rimangono schiacciati al suolo, soprattutto in giornate come quelle di questi giorni in cui c'è un'elevata inversione termica, e quindi questo crea un ristagno degli inquinanti e un aumento della concentrazione delle polveri sottili. Lo sforamento dei limiti tollerato, fissato dall'Unione Europea, è di 35 giorni in un anno, una situazione davvero allarmante soprattutto per i gravi rischi per la salute. Sono quelle polveri che purtroppo non si fermano all'altezza del nostro naso. Non riusciamo a fermarle, non riusciamo a liberarcene con uno starnuto piuttosto che una buona soffiata di naso, ma inevitabilmente possono scendere fino al livello dei bronchi, dei bronchioli e degli alveoli.